sognare non costa nulla ed è a volte nei sogni che è possibile togliersi le soddisfazioni migliori, perché nei sogni non c'è nessun limite, non si deve rendere conto e ragione a nessuno, perché ognuno è artefice del proprio destino e gioca le sue carte come meglio può. Poi però, aprendo gli occhi, è un'altra storia, spesso ci si trova a fare i conti con una realtà un po' più complicata, ma resta il ricordo di quanto sognato, perché i sogni sono desideri per chi ambisce al salto di categoria e chi invece vuole difenderla a tutti i costi. Amici di Sportisili, da parte di Luca Pucceri, buon pomeriggio e benvenuti al Paloreto. Questa è Mistral Palermo Cus Palermo, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie B di Futsal Girone H. Mister Isgro dà le ultime indicazioni ai suoi e parte la partita. Suola di Cascino che prova a costruire l'azione offensiva del Mistral. Muro, il pallone dentro e c'è il vantaggio del Mistral, 1-0 col numero 23 Sposito, porta avanti il Mistral e la fa sua Guarino. Movimento a cercare dell'aria, Torcivia recupera, Torcivia finta, Torcivia lo Piparo, pallone per Guarino che avanza sulla sinistra, Di Maria gli lascia spazio, d'esterno non arriva per pochissimo dell'aria, non riesce ad arrivare il numero 12, allora riparte il flusso con Guarino, Muro, 2 contro 1, Muro, pallone per Di Maria per Muro, cosa ha sbagliato il numero 8, pallone per Scianna che va lungo, attenzione a dell'aria contro Di Liberto, salva il Mistral, pallone per Guarino che da ultimo rischia la giocata, ancora Guarino Di Liberto salva ancora, poi Fuschi, Sposito non riesce Fuschi, allora Cascino difende ancora su Fuschi, pronto a partire dell'aria contro Di Liberto con la spalla in calcio d'angolo. Dorio sempre ad affrontare con le mani dietro la schiena. Di Liberto prova a ripartire, allora Torcivia, attenzione, rischia tantissimo Capitan Torcivia che prende forse male il pallone alzandola verso la porta, meno male che c'era Muro, prova a fare ripartire il Mistral, Di Maria che affronta Scianna, pallone per Muro, conclude, palo! Sfortunato qui il numero 8, però c'era anche Torcivia, un buon inserimento sul secondo palo, e il pallone però si stampa sul legno, lo Piparo. Radaelli Machado verso la porta! E c'è il 2-0 di Radaelli Machado che sfrutta l'errore in ripartenza di Lo Piparo per fare 2-0 e il Mistral è avanti e prende le distanze. Moncada, Cutrona, Isgro con Di Maria che riesce a farla sua, Torcivia la tiene dentro, Torcivia 3-0 Dorio sbaglia qui la giocata e ne approfitta il Cus per siglare il gol della bandiera dell'1-3 con il numero 11 Moncada. Sposito, movimento Moncada e allora dell'aria di Liberto e Moncada che viene servito ora da Sanzo. Moncada, Muro bravissimo a mettersi sulla linea del passaggio, Torcivia, Sanzo spinge e attenzione, Sanzo ammonito, era già stato ammonito nella prima frazione ed è rosso. Cus in inferiorità numerica. Torcivia verso Radaelli Machado, Di Maria, ancora Di Maria,
Pallone di ritorno, il pallone per Muro, Torcivia! Giocata perfetta del Mistral che aspetta il momento giusto e il movimento di Capitan Torcivia per fare 4-1. Ancora dell'aria, dove il tutto è per tutto la squadra di Mister Isgro. Guarino riesce a fermare la difesa del Mistral Torcivia e il pallone che termina in rete e sono 5 ed è tripletta del capitano. 5-1 Isgro, pallone lì messo da dell'aria per Scianna ed è 5-2. Moncada dell'aria con la conclusione, ancora Torcivia, Muro, Torcivia, Cusimano va giù, non c'è nulla, 3 contro 0 e allora sì che per dell'aria è tutto facile ed è 5-3 con il Mistral che però recrimina per un fallo su Cusimano. Ancora Muro torna indietro, il pallone per Torcivia, movimento di Cusimano che non riesce, allora lo Piparo che può partire verso Isgro, non c'è più tempo, il Mistral vince 5-3 contro il Cus, difende il terzo posto, una vittoria importante che significa playoff per gli uomini di Mister Cappello che affronteranno nella prossima giornata mistica, poi sarà turno di riposo, si giocherà contro il Barcellona e il Cus invece ancora da giocare contro Barcellona Alcamo e Adrano per poi continuare a sperare per il play-out.